questione dell'autonomia infiamma il dibattito politico tra accelerate frenate e polemiche. Il governatore Zaia, al ritorno da Roma, ribadisce: non saremo certo noi ad essere ricordati per aver spaccato l'Italia. Inchiesta Mose, chiusa ieri una pagina importante con il patteggiamento degli imputati che nel 2013 diedero il via al terremoto giudiziario. Scattano anche le confische dei beni. Ieri ad Eraclea la manifestazione dei sindacati contro le mafie, quasi in contemporanea la riunione organizzata dal vice sindaco Teso, indagato, che chiama a raccolta i fedelissimi. False fatture per acquistare Pellano in nero, sequestro preventivo da 700.000 euro a una ditta vicentina, l'operazione della Guardia di Finanza di Bassano. Brutto episodio di tifo durante una partita di volley di seconda divisione tra due squadre padovane. I genitori dagli spalti offendono con insulti sessisti le ragazze avversarie. Una sagra di Matteo Salvini con in braccio un bimbo di colore che indossa un salvagente, l'opera Provocazione di un artista cubano esposta a Venezia, critiche e apprezzamenti sul web. Carri mascherati, coriandoli e bimbi in festa, entra nel clou il ricco programma dei carnevali di Marca, 18 i comuni coinvolti, 200.000 persone attese su vie e piazze, gran finale martedì a Conegliano con la diretta su Antena 3. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque in primo piano un Luca Zaia a tutto campo un po' sui temi dell'autonomia, raccolto questa mattina dal nostro Lucio Zanato, di ritorno da Roma. Ieri una giornata importante, l'incontro appunto anche con il Premier Conte, non solo con il Vice Premier Salvini. Uno Zaia che parla delle perplessità, degli attacchi che continuano sulla divisione dell'Italia, attacchi che vengono principalmente ovviamente dal sud ma non solo, dalle opposizioni. Uno Zaia che parla anche delle tempistiche, dei rapporti con il Movimento 5 Stelle, ma anche di chi in questi giorni chiede, va più in là e chiede anche autonomia per le città metropolitane. Allora sentiamo una breve parte della lunga intervista che poi vi proporremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Sentite. Non ha paura di venire ricordato come quello che ha spaccato l'Italia? Ma no, perché questo non è lo spacca Italia, non è la secessione dei ricchi, non è tutto quel mare di scemenze che si leggono, ma è la visione di modernità di un paese, esattamente quello che accade in Germania, che accade negli Stati Uniti, che accade in Svizzera, che accade in Gran Bretagna. Se dopo qualcuno ha come modello la Grecia e non gli Stati Uniti, questo è un altro problema. I 5 Stelle in Veneto addirittura sostengono per bene questa operazione, ma le dirò che ormai questa resistenza non ha nessun senso, ammesso non concesso che ci sia, visto e considerato che la quasi totalità delle regioni italiane chiede l'autonomia. Se dovessimo pensare a quelle che ancora non l'hanno chiesta, pensiamo alla Puglia, pensiamo alla Basilicata e alla Calabria. Tutto il resto è autonomia, il che vuol dire che in ogni regione dove tu vai a chiedere consenso, a proporre azioni di governo, devi prendere atto che in quelle regioni 17 su 20 c'è autonomia o si vuole autonomia. Ovvio è che se non passasse l'autonomia è inevitabile che di difficoltà ce ne sarebbero, ma come potrebbe accadere se non passasse qualche altro grande progetto del contratto di governo. E il fatto di temere derive egoistiche o che ci siano disparità è ragionevole e posso capire, anche umanamente comprensibile. Leggendo poi il progetto si capisce che non è così. Stiamo parlando di un progetto che è previsto dalla Costituzione. Vorrei ricordare che anche le 23 materie non sono un'invenzione di Luca Zaia o di Attilio Fontana o di qualcuno o di Stefano Bonaccini, ma sono esattamente elencate nella Costituzione. Attenzione che ogni variante rispetto a quello che prevede la Costituzione in materia di autonomia va a inficiare tutto il processo. Quindi leggo di autonomia di Belluno piuttosto che di centrali metropolitane, voglio ricordare che la Costituzione è chiara e prevede un percorso netto e chiaro perché sia sostenibile giuridicamente. Eviterei di dare date, perché poi le date non competono a me, visto e considerato che poi c'è una discussione da mettere in piedi in Parlamento, ma nel bene o nel male ne verremo fuori da questa partita, assolutamente ne verremo fuori. Queste le parole dunque del governatore Zaia. Adesso la chiusura di un capitolo importante per l'inchiesta Mose, ieri con il patteggiamento di quegli imputati che giusto 6 anni fa diedero, con i loro arresti e poi soprattutto con le loro rivelazioni, diedero il via al più devastante terremoto giudiziario del Veneto. I grandi accusatori chiudono il conto con la giustizia. Per i magistrati prima e i media poi, il nome fin dall'inizio è stato questo: i grandi accusatori.
Travolti in prima battuta, poi trasformatisi nella voce che ha scoperchiato il malaffare del Mose, dando il via libera alle scosse del terremoto giudiziario più imponente della storia del Veneto. Da ieri pomeriggio, con i patteggiamenti, un altro capitolo si chiude per loro, i grandi accusatori, e si è chiuso proprio nel giorno in cui correvano i 6 anni esatti per le manette scattate a Pier Giorgio Baita, Claudia Minutillo e Nicolò Buson. Con loro Mirko Voltazza e Pio Savioli. Il gruppo ha dato il via libera alla pena patteggiata di 2 anni per Baita, Minutillo e Voltazza, 1 anno e 8 mesi per Savioli e Buson. Per tutti l'accusa di corruzione e frode fiscale, Voltazza solo per reati fiscali. Un primo tentativo di patteggiamento era fallito quando Baita e Buson non avevano dimostrato la possibilità di saldare le richieste economiche. Tutti gli imputati hanno beneficiato dello stesso trattamento, la sospensione condizionale della pena, la riduzione di 1/3 del massimale della pena dovuta alla scelta del rito e dei 2/3 per l'attenuante speciale concessa dalla legge Severino a chi aiutava la procura a scoprire reati di corruzione. Questione diversa invece per quanto riguarda le confische. La cifra totale è di 23.254.000 euro, divisi dallo stesso giudice nel dispositivo in base ai reati commessi. La cifra più alta per Baita e Buson, 10.886.000 euro. Tra 60 giorni le motivazioni della sentenza, poi spazio ai ricorsi molto probabili, proprio sul fronte delle confische. Adesso un sequestro preventivo invece per l'importo di 700.000 euro emesso dalla GIP del Tribunale di Vicenza sulla richiesta della Procura è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di una ditta di Pellame di Pozzoleone, siamo in provincia di Vicenza. L'operazione condotta dalle Fiamme Gialle del gruppo di Bassano del Grappa nasce da una verifica fiscale a una ditta di proprietà di un uomo di 69 anni denunciato per aver indicato nelle dichiarazioni dei redditi dal 2012 al 2016 costi fittizi per operazioni inesistenti per un totale di 4,3 milioni di euro. Il sequestro corrisponde all'IVA non versata. Gli accertamenti sono partiti dalle consultazioni delle banche dati delle Fiamme Gialle che avevano evidenziato forti anomalie sui costi aziendali sostenuti quasi esclusivamente nei confronti di società non operative. I costi in realtà riguardavano l'acquisto di pellame in nero e le fatture false servivano solo a giustificare il possesso della merce. La Guardia di Finanza è anche quella che insieme alla Polizia e alla Procura di Venezia, evidentemente la direzione antimafia, ha scoperchiato un altro buco nero del Veneto, purtroppo quello della camorra. Le sue infiltrazioni soprattutto in Veneto orientale. Ieri pomeriggio abbiamo seguito con voi in diretta nel pomeriggio la manifestazione indetta dai sindacati per dire no alla camorra, ma poco dopo c'è stato anche un incontro con la cittadinanza da parte del vice sindaco Teso per chiamare a raccolta i fedelissimi, ma non solo, sulla bontà delle loro operazioni. Sentiamo. Non si può abbandonare il paese a 14 mesi di commissariamento. Il vice sindaco di Eraclea, Graziano Teso, indagato per i presunti rapporti con i casalesi, non molla e sceglie per raccontare la sua verità Camanetti, a 2 passi dalla piazza del municipio, dove poco prima i sindacati avevano manifestato per la legalità. Oltre 250 persone in piazza, sindacalisti, associazioni, qualche politico del centro-sinistra e cittadini, pochi per la verità quelli di Eraclea, la maggior parte arrivavano dai paesi limitrofi, circa 150 dentro la sala della chiamata alle armi da parte di Teso, fedelissimi ma anche cittadini curiosi di capire cosa accadrà al comune dopo l'inchiesta sulle infiltrazioni della camorra in Veneto che ha causato un terremoto in paese con l'arresto del sindaco Mestre e l'iscrizione nel registro degli indagati del suo vice. Troviamo un'intesa, formiamo un'amministrazione con tutti dentro, governiamo fino alla scadenza elettorale in modo di dare le risposte al Paese e dopo deciderà l'elettorato. Ci si chiede cosa succederà ora a Eraclea, se il comune verrà commissariato o se si troverà un'intesa per governare il paese fino alle elezioni. La piazza, intanto, allo slogan "Fermiamoli", chiede pulizia e dice no alle mafie. La prima cosa da fare, direi una cosa pesantissima, bisogna mandarli qua. Non è una cosa che sia nuova da adesso, certo che mi fa paura una società del genere. Buttar via tutto quello che può essere omertà e denunciare, denunciare, denunciare. Adesso parliamo di un brutto episodio di tifo durante una partita di volley di seconda divisione tra 2 squadre padovane.
Insulti sessisti, gesti volgari, tifo che degenera, una brutta pagina sportiva, quella andata in scena venerdì scorso a Pernumia durante una partita di seconda divisione femminile di pallavolo in occasione del Memorial Daniele Longo. Ospite il Cadoneghe Volley, la federazione di pallavolo ha deciso di multare con 100 euro di ammenda la società Alutecnos Euganea Volley Pernumia per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori. Durante il match i tifosi della squadra di casa hanno rivolto epiteti offensivi e volgari e gesti osceni alle atlete e all'allenatrice del Cadoneghe, tanto da indurre l'arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti. Alla fine della partita, non contento, uno spettatore è riuscito ad entrare nello spogliatoio dell'arbitro per rivolgere ulteriori insulti. Allibita la dirigenza del Cadoneghe, le atlete hanno tutte tra i 15 e i 21 anni, i gesti e le frasi sessiste urlate dai genitori della squadra avversaria erano da denuncia penale. 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari eseguite dai carabinieri di Conegliano nei confronti di un gruppo di 6 cittadini nigeriani per traffico di stupefacenti e anche per riciclaggio nei confronti di 2 di essi. Le indagini durate 4 mesi e coordinate dalla Procura di Treviso hanno identificato i 6 stranieri, 2 dei quali gestivano un'attività economica, come i gestori di un traffico di cocaina che si estendeva nelle province di Belluno, Treviso e Pordenone. I militari hanno accertato anche il riciclaggio di almeno 100.000 euro, in parte versato su carte di credito prepagate e inviate nei paesi d'origine via money transfer. A Padova invece, torniamo adesso a Padova, un podista che corre per la sua corsa mattutina e un macabro, davvero macabro ritrovamento in mezzo alla campagna. 8 teste di cinghiali appese agli alberi e la scena macabra che si è trovato davanti un residente del quartiere San Lazzaro a Padova mentre stava facendo jogging lo scorso 11 febbraio tra via Sonnino e via Galante. Il caso è finito in procura dove è stato aperto un fascicolo contro ignoti. Ancora sconosciuti i motivi del gesto, la polizia locale indaga per maltrattamenti agli animali e imbrattamento di suolo pubblico. Forse un atto intimidatorio o uno scherzo di cattivo gusto architettato da qualcuno che potrebbe avere un conoscente cacciatore in grado di procurarsi le 8 teste di cinghiale. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti. Quasi sicuramente chi ha compiuto lo scempio ha agito nella notte tra il 10 e l'11 febbraio. Un papà coraggio, un papà giovane di 33 anni malato di cancro che aveva scritto un libro per la sua bambina. Se n'è andato purtroppo Andrea Bizzotto, noi lo avevamo incontrato a gennaio. Guardo sempre i miglioramenti che mia figlia fa quotidianamente e vedo che quotidianamente lei impara una cosa nuova e so che non voglio perdermi le altre cose che imparerà, quindi mi tengo forte e vivo proprio per questo, insomma. Andrea si è spento alle 4 di oggi nella clinica tedesca dove era ricoverato. Non voleva mollare, non intendeva perdersi le scoperte della sua piccola Giulia, cui aveva dedicato un libro intenso, profondo, intimo, dal titolo buffo, Storia di un maldestro in bicicletta. Purtroppo la malattia ha avuto la meglio, si è portato via Andrea Bizzotto, l'ingegnere originario di Cittadella, cresciuto a Bassano, che si era trasferito in Germania 4 anni fa per lavoro. Qui aveva conosciuto la moglie, avevano avuto la piccola Giulia Grace, qui ha deciso di lasciare una lunga lettera d'amore che ci aveva raccontato al nostro microfono. In realtà questo è un messaggio molto forte che lei sta lanciando un po' a tutti. Sì, subito pensavo di tenerlo in privato, che fosse per lei, però poi mi sono reso conto, uno, che era anche un libro bello e anche che poteva essere un messaggio per qualsiasi altra persona che magari soffre o anche no, che magari sì, possa essere di conforto, forse, spero, in situazioni di difficoltà. Un lottatore, un leone, la sua storia ha toccato i cuori di tutti nelle pagine del suo libro La vita troppo breve di un uomo di 33 anni, con le sue paure per una malattia impietosa, la sua rabbia, ma nello stesso tempo la sua capacità di sentire ancora la musica dei colori, la bellezza dell'amore e l'estasi di un mondo che pulsa attorno. Porsi sempre degli obiettivi, anche magari a breve termine, ma porseli per
per continuare sempre a lottare e per non fermarsi, ecco, per non arrendersi mai. Ciao Andrea. Angoscia finita invece per la famiglia del 26enne filippino scomparso poco dopo l'arrivo nella Marca, che aveva trovato lavoro in un ristorante di San Biagio. Il giovane fortunatamente è stato ritrovato a Roma. Signor Nicola, sono il padre del ragazzo che voglio dire che lui è già trovato a Roma. Ore 22 di giovedì 28 febbraio, con la voce rotta dall'emozione, Calixto, il padre di Alex, il ragazzo scomparso da una settimana, ci comunica al telefono che suo figlio è stato ritrovato a Roma e sta bene. Sta a Roma, però lui già ha parlato, però io non so come è successo. È andata così, l'importante è trovato. Dopo la grande preoccupazione, la famiglia del giovane Alex Abraham Aliduan ha finalmente potuto riabbracciare il figlio. Il 26enne di origine filippina era sparito da casa lo scorso 22 febbraio dopo essersi trasferito solo da alcuni giorni nel comune di San Biagio di Callalta per lavorare in un ristorante. Venerdì 22 febbraio, dopo aver sentito la madre al telefono, il giovane era uscito dall'appartamento in cui si era stabilito con altri connazionali, ma da quel momento nessuno aveva più avuto sue notizie. Alex aveva detto alla madre che aveva intenzione di tornare a Roma, ma da quel momento non si era più fatto sentire. L'allarme era scattato la mattina di sabato 23 febbraio, quando il 26enne non si era presentato al lavoro presso il ristorante di San Biagio di Callalta. Ieri sera Alex è finalmente tornato a casa sano e salvo. Una sagoma che ritrae Matteo Salvini con in braccio un bambino di colore che veste un giubbotto di salvataggio. L'opera Provocazione di un artista cubano, Eric Ravelo, apparsa a Venezia nella vetrina di Venice Factory, galleria dell'artista Federica Palmarin. La raffigurazione fa parte di un'esposizione dal titolo Revelation, che contiene altre provocazioni di artisti contemporanei e che ha attirato molti curiosi in queste ore, tra cui pare anche una pattuglia della polizia per un breve controllo. Ravelo è stato direttore creativo di Fabrica, l'agenzia di comunicazione del Benetton specializzato in immagini shock utilizzate nella campagna dell'azienda tessile trevigiana. La sagoma in vetrina ha chiaramente generato dibattito, critiche e apprezzamenti anche su Facebook, dove appunto l'artista cubano ha esplicitamente elogiato il coraggio di Palmarin. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo la prima edizione dei nostri telegiornali. Rieccoci in studio in diretta, allora andiamo a Vittorio Veneto per tornare a parlare della battaglia per la vicenda del campo di Prosecco piantumato a ridosso di un asilo infantile. Sentiamo. Han cercato di esserci tutti in comune a Vittorio Veneto i genitori dell'asilo di San Giacomo in guerra col Prosecco. Tutti per veder seppur tardivamente approvato il regolamento di polizia rurale, ovvero le nuove norme per la coltivazione nel territorio vittoriese. Non si potrà più, senza l'accordo del comune, piantare liberamente in zona di interesse sociale. Ecco il perché della forzatura anche nei confronti del sindaco Roberto Tonon. Hanno forzato i tempi andando anche contro un'ordinanza del sindaco per riuscire a piantare prima dell'approvazione in Consiglio Comunale. In molti si attendevano, oltre alle nuove norme, anche una presa di posizione dell'intero Consiglio, proprio con quello che molti hanno definito un vero e proprio affronto all'intera comunità. Tutti erano concordi sul fatto che è stato un atto comunque di sfida e un atto irregolare. Su questo tutte le forze politiche erano concordi. Un blitz delle barbatelle che inevitabilmente finirà davanti al giudice. Il comune adesso prenderà le vie legali e si costituirà in giudizio. Tante le supposizioni per il vigneto della discordia, dalla gestione biologica all'utilizzo di macchine di ultima generazione per la lavorazione a terra e il recupero dell'irrorato. Tutte voci senza conferma, perché in questa guerra del Prosecco il fatto vero è che da una parte non c'è mai stato dialogo. Noi abbiamo chiesto più volte di incontrare la proprietà tramite terze persone, ma non hanno mai voluto incontrarci. Per cui non abbiamo mai avuto la possibilità di dialogare con loro.
Adesso la gara di solidarietà per il piccolo Joe lanciata dalla nostra emittente, una gara di solidarietà che continua. La mamma Erika ci racconta come sono stati superati i 100.000 euro. C'è stato uno sprint pazzesco, ad oggi siamo a 115.000 euro, grazie a donazioni grandi da parte di aziende, di enti grossi e soprattutto da parte di semplici operai, di persone anche di disoccupati, famiglie che hanno tanti figli a carico. Tira un gol, prendi la conosci. Il primo gol è stato segnato. La raccolta fondi per permettere le operazioni in America del piccolo Joe ha raggiunto in queste ore quota 115.000 euro, uno sforzo corale sostenuto dalla nostra emittente. Questo sprint c'è stato proprio grazie a questo servizio, a Rete Veneta che ci sta supportando ogni giorno, che ha preso sotto la sua ala Giovanni, lo ha accolto come un figlio, come un nipote. E le persone mi telefonano dicendomi: ho visto Giovanni, ho visto il vostro servizio, voglio aiutarvi, come posso prendere i biscotti, come posso contribuire. Ma chi sono queste persone? Ci sono tanti bambini, racconta mamma Erika. I bambini sono una cosa fantastica. Qualche giorno fa ci è arrivata una busta da parte di un ragazzino di 13 anni che ha donato a Giovanni, penso sia la sua paghetta settimanale. Non era in quanto la quantità perché erano 15 euro, però è stato proprio il gesto, il pensiero di dire: questi bambini, ragazzini al giorno d'oggi che investono il loro futuro su mio figlio, danno la possibilità a Giovanni di raggiungere il suo obiettivo. Gioca con i sassolini il piccolo Joe, gli occhi marroni, uno sguardo che ti conquista, la vitalità contagiosa dei suoi 2 anni. Corre dietro al suo pallone, la mamma spera un giorno appoggerà anche il piede destro per terra. Possiamo tutti aiutare il sogno del piccolo Joe, continuando a fare donazioni sul conto corrente o sulla carta Postepay. I primi 100.000 euro ci sono, ne mancano 300.000. Noi dobbiamo evitare che la cartilagine diventi osso, appunto per poter salvare la gamba. Noi dovremo pagare l'intervento 1 mese e mezzo prima che venga effettuato, per cui abbiamo bisogno urgentemente di tutto. E quindi raccogliamo. Assolutamente, continuate ad aiutarci e continuate a darci la possibilità di portare il nostro figlio in America. Abbiamo bisogno di tutti voi. Come sempre nel crawl, la striscia che scorre sotto nella parte bassa, diciamo, del televisore, vedrete, ecco, lo vedete in questo momento, i riferimenti, se ve li siete persi, sia per il conto corrente che per il Postepay, ecco, quindi l'IBAN, quindi se volete segnarvi sta scorrendo in questo momento e continuerà a scorrere fino alla fine del nostro telegiornale. Adesso Carnevale però non è solo Carnevale di Venezia, entra nel clou, entra nel vivo anche il programma dei Carnevali di Marca. Coriandoli, stelle filanti, mascherine e soprattutto carri allegorici. Giornate clou nel ricco programma di Carnevali di Marca che per il 2019 vede coinvolti ben 18 comuni della provincia di Treviso con 20 sfilate di una 90ina di carri allegorici ed almeno 200.000 persone attese su vie e piazze per assistere all'allegro e colorato corteo per la gioia soprattutto dei bambini. Spettacolo e divertimento assicurato per le sfilate con i temi classici del carnevale, ma anche tante sorprese. Abbiamo un po' di tutto, dalla satira politica, dai cartoni animati, dalle favole che si raccontavano una volta e anche dai carri presentati dai ragazzini costruiti da loro, e questo vuol dire essere molto vicini anche ai bambini, perché ricordiamolo, il carnevale è un carnevale anche dei bambini soprattutto. Riflettori puntati sul Martedì Grasso che quest'anno, oltre al consueto appuntamento di Treviso, vedrà una sfilata particolarmente ricca a Conegliano e proprio dalla città del Cima Antenna 3 con la collaborazione di Carnevali di Marca trasmetterà in diretta la sfilata dei carri a partire dalle 14:45. Noi abbiamo cercato di fare la diretta in collaborazione con Antenna 3 e ringrazio ancora i dirigenti perché diamo la possibilità a chi non può venire per problemi fisici o i ragazzi con problematiche che non possono venire alle sfilate di poterla vedere da casa. Questo è un grandissimo piacere
che noi facciamo alle persone meno fortunate. Appuntamento dunque martedì per la diretta, ma anche nei prossimi giorni ve lo ricorderemo ovviamente per seguire la sfilata dei carri a Conegliano. Appuntamento invece fra pochissimo con ore 13, poi questa sera 20:10 parleremo di Treviso Basket, ma non solo della squadra, non solo dello sport. Ovviamente oggi è anche il giorno in cui inizia l'avventura delle finaletti di Coppa Italia per la De Longhe Treviso Basket. In questi giorni, parlando del calcio, della crisi del calcio a Treviso, il sindaco Mario Conte ha auspicato che si possa rinascere la struttura del calcio Treviso imitando il modello del consorzio Universo Treviso, che sta alla base della forza del Treviso Basket. Ebbene, noi questa sera parleremo proprio di questo, parleremo della questo consorzio, di questo modello davvero imprenditoriale particolare, che sta diventando appunto un modello anche per altri, che sta dietro alla squadra, alla forza di una stagione, ma ovviamente anche ai sogni della stagione. Lo faremo con Roberto Rizzo, allora presidente del consorzio Universo Treviso, e con Giovanni Favaro, direttore generale del Treviso Basket, questo su 20:10 dopo il telegiornale di Treviso. Adesso invece le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, sarà infatti una giornata dal sapore quasi primaverile. Nel dettaglio sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone. Sarà dunque soleggiato ovunque e il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 1 e 4 gradi. Valori massimi molto miti, compresi tra 12 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare. Il sole sarà protagonista della giornata e il cielo si presenterà poco nuvoloso. In serata non si esclude qualche piovasco sul Triestino. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, comprese invece tra 12 e 16 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime intorno ai 5 gradi. Massime invece molto piacevoli, comprese tra 14 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.